La sua mozione in Consiglio regionale ha avuto molto successo, perché e in cosa si sostanzia? La mozione ha avuto successo perché parte da un problema reale che c'è nel Veneto, che è relativo all'economia, che ha subito un brusco rallentamento soprattutto nei rapporti commerciali con la Federazione Russa negli ultimi 2 anni. Noi abbiamo perso più di 1 miliardo di euro di valore solo nel Veneto, con 700 milioni di minori esportazioni più altri danni indiretti che è difficile calcolarli, dovuti al crollo del prezzo per esempio dei prodotti agricoli, pensiamo dal latte, il settore del lattiero caseario, e questi danni li stiamo sopportando a causa di una iniziativa dell'Europa che ha voluto sanzionare la Russia per delle scelte, per delle motivazioni che sono tutt'altro che fondate. Il problema è relativo alla crisi con l'Ucraina. Io sono stato personalmente nella Crimea, ho parlato con la popolazione della Crimea e con loro ho capito che si meravigliano di questa posizione che ha l'Europa nei loro confronti di isolamento, perché loro stessi vogliono stare con la Russia. Quindi noi andiamo contro la volontà di un popolo che al 92% con un referendum ha manifestato il proprio diritto di autodeterminazione, e non solo, un Parlamento della Crimea che ancora prima aveva votato con 78 parlamentari a favore su 81, aveva votato per l'indipendenza dall'Ucraina. Questo ha comportato ovviamente delle ritorsioni da parte dell'Occidente, da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea in particolare, che hanno poi sortito l'effetto per cercare di isolare, appunto indebolire l'economia russa. Ecco, questo indebolimento poi ha portato a altre conseguenze negative, perché non solo i beni soggetti all'embargo hanno avuto un crollo di richiesta di domanda nei confronti del nostro paese, ma anche tutti gli altri beni. Come modo di autotutela, e la Russia ovviamente per cercare di dissuadere l'applicazione di queste pesanti sanzioni, soprattutto finanziarie, sull'energia inflitte dall'Occidente verso la Russia, ha attuato l'embargo di alcuni prodotti, e i primi a pagare le conseguenze ovviamente siamo noi qui nel Veneto. Questo è stato, diciamo, il movente per cui mi ha portato a cercare di capire qual era veramente la situazione, far capire ai veneti come stavano veramente le cose, perché noi paghiamo danni di scelte sbagliate che ci vengono calate dall'alto e partono da lontano e sono frutto di strategie ovviamente geopolitiche mondiali che alla fine penalizzano la nostra economia. E pensa che la sua mozione possa sortire effetti reali sull'eliminazione di queste sanzioni? Diciamo che quantomeno abbiamo cercato di rompere il ghiaccio. Il Veneto è la prima regione d'Europa che, pur non avendone titolo, ha dato un indirizzo ben chiaro di riconoscimento della Crimea, del diritto di autodeterminazione, riconoscendo la validità del suo referendum, la validità delle decisioni del suo Parlamento legittimamente eletto. A seguito di una delle cause principali per cui poi non sono seguite le sanzioni dell'Europa e di conseguenza poi l'embargo dei prodotti da parte della Russia. Noi abbiamo voluto rimuovere le cause a monte. In altre situazioni la comunità internazionale si è comportata in maniera diversa. Pensiamo al Kosovo, dove di fronte a un caso più o meno analogo a quello della Crimea, subito l'Italia e gli altri paesi occidentali si sono apprestati a riconoscere il diritto all'autodeterminazione, quindi l'indipendenza del Kosovo nell'ambito dell'ex Jugoslavia. Non si capisce perché il Kosovo ha diritto ad autodeterminarsi e la Crimea no. Quando serve alla politica di una certa parte, allora c'è un diritto. Quando invece questo diritto può essere in funzione del vantaggio di un'altra parte, allora il diritto non esiste più, esiste semmai la violazione di un presunto diritto di integrità degli Stati. Se avrà successo dipenderà molto dalla capacità della politica italiana, e non solo italiana, che degli altri paesi dell'Europa, a cominciare ad alzare la testa e non essere sempre succube e vittima di decisioni che vengono calate dall'alto e che alla fine danneggiano l'economia europea. A seguito del Veneto abbiamo già la Lombardia e anche la Liguria che hanno messo all'ordine del giorno un testo simile a quello che abbiamo provato nel Veneto. Oggi parlavo con dei parlamentari italiani, i quali depositeranno anche nel Parlamento italiano una risoluzione simile. So che il Senato francese l'altro ieri ha votato un testo di protesta e di indirizzo verso il governo francese di non rinnovare le sanzioni. So che anche la Baviera si sta muovendo, insomma è un po' un effetto domino che sta avvenendo in Europa. Io mi auguro che i popoli europei finalmente alzino la testa e non si facciano sempre prendere in giro e capiscono che siano loro i protagonisti e non si facciano prendere le decisioni da qualcuno che magari con l'Europa c'entra poco.